Molti per errore, altri per distrazione, ma erano davvero troppi i furbetti del ticket, quelli che eludevano il pagamento delle prestazioni sanitarie dichiarando un reddito inferiore a quanto certificato. Soltanto nel 2010 e soltanto nell'azienda sanitaria del Veneto orientale, che comprende le strutture di San Donà, Jesolo e Portogruaro, oltre 10.000 i pazienti stanati dall'Agenzia delle Entrate, per un'evasione complessiva di 180.000 euro. Questi sono casi anche incresciosi perché poi il cittadino deve sapere che queste infrazioni sono delle infrazioni che hanno un risvolto anche penale, non solo amministrativo. Dal 2010 al 2011 la situazione è però radicalmente cambiata. Negli ultimi 12 mesi soltanto 1.650 segnalazioni, tra le quali non manca il caso limite. Mi è rimasto impresso un imprenditore che aveva molto facoltoso e che insomma si vede che non aveva tanta voglia di pagare anche un piccolo contributo al sistema sanitario regionale. Nell'arco di un anno il numero dei furbetti è stato abbattuto dell'80%, e ciò anche grazie alla massiccia campagna anti-evasione. Ci sono però ancora errori commessi in buona fede, spiega il direttore sanitario Paolo Stocco, che sottolinea l'importanza di puntare sull'educazione. Bisogna insegnare a dichiarare quello che è giusto dichiarare anche davanti agli sportelli.